Per piacere, che siamo in diretta. Siamo qui in diretta al Minuto Politico, sempre in compagnia del nostro ospite, l'assessore Ciano Contini, e della nostra valletta, la straordinaria Elsa Faggin. Grazie, buonasera a tutti. Io posso fare una cosa da casa, una cosa per la cosa a casa? Allora, io vorrei fare questa cosa per le persone a casa. Dire, scrivete. Ecco, Scrivete, rinnoviamo scrivete. l'invito a scrivere. Non avrei saputo dirlo meglio. Credo proprio di no. Scrivete tantissime mail, tantissime lettere con le vostre domande. Perché poi noi le raccogliamo, Le giusto? raccogliamo Esatto. tutte. Poi comunque noi inventiamo una domanda e assegniamo un nome a caso alle persone. Forte, bello. No, sta scherzando, la nostra Elsa sta scherzando naturalmente. Sono domande verissime che ci arrivano da casa, tipo Ci scrive da Castelvecchio. Castelvecchio ci scrive... Ci scrive il signor Geriatrico. Ecco, così. È vero questo. Ovvio. Sì, verissimo. E ci domanda: con un tempo così mutevole, come fate con gli eventi del comune? Ma non è neanche buona dell'esere. Perché non legge? No, non, no. non è in grado di leggere? Sì, no, ma che signore, essendo anziano, scriveva lentamente. Ma lei può leggere veloce, scusi? Ah, sì. Anche ha fatto un corso di lettura a alta voce e dovevo interpretare. Abbiamo l'interpretazione. Comunque la domanda in sostanza ci chiede, con questo tempo così mutevole, appunto, che cosa farete per organizzarvi un po'? Scusa, punto di domanda alla fine. Adesso ho capito adesso è la domanda. chiarissimo, adesso è Perché chiarissimo. ero un po' spaesato. Allora, ringrazio l'anziano. Castelvecchio era il paese. Ringrazio il signor Castelvecchio che ci ha scritto No, geriatrico. dal geriatrico. Possiamo tornare alla domanda cortesemente? Cosa vogliamo dire? Noi abbiamo proprio visto le previsioni meteo di quest'estate, anche con le primavere che è passata. Un disagio, un tempo davvero maledetto. Piova. sì. Allora ci siamo organizzati e abbiamo fatto Monviso cattivo gioco. Buon viso, cattivo Beh, il gioco. po' scende dal Monviso. Mi dico di sì. Infatti, dico, ma non c'entra niente con quello. acqua. Allora, con tutta questa acqua che prevediamo, abbiamo stravolto il nostro programma delle In manifestazioni. che modo? Bravo, assessore! Avevamo, Grazie. Faccia un attimo. Avevamo la festa dell'essiccatura a Pisesso, abbiamo trasformata nella sagra del riso, no? I campi ormai sono tutti sotto l'acqua. Risaia, i campi pieni d'acqua. Tipo Indocina. Sì, esatto. Poi invece di organizzare delle serate musicali che annulli perché piove, facciamole direttamente sotto acqua. Sì, bravissimo. Nel laghetto. Scusi, ma Bisogna che- trovare cantanti bravi, stare sotto acqua però. E chi è che può I fare? Subsonica. Bravissimo, assessore. Ma cosa bravissimo? Non è che i Subsonica, cosa c'entra? Perché cantano sotto acqua i Subsonica? Sì, sono sub. Sì, ho capito, ma non c'entrano i Sonica sub. suonano. Ma non Poi, c'entrano i sub. sempre la- ispirati un po' a questi temi meteorologici, i nostri giovani del comune hanno pensato ad uno spettacolo teatrale sul tema del meteo, no? Del meteo maledetto, che tra l'altro andrà in onda anche sulle reti nazionali. Bravissimi. Addirittura, Spettacolo bello. che si chiama Tempo Rai. Per capire, perché va su Rai, no, io che chiama Tempo Rai. Perché... Tipo Indocina. Tipo Indocina cosa? Tipo Indocina? Abbiamo anche un ultimo. Stalla qui. Beh, te lo conto a te. E ora ne abbiamo anche un ultimo progetto che abbiamo pensato. Ci mettiamo tutti stivali K-Way e andiamo in mezzo alle pozzanghere e facciamo un concerto. Che si chiama Banda Nara che canta i canzoni di Nilla Pissi. Ah sì, come si chiama questo progetto? Pissinara si chiama, per capire. Pissinara. Il minuto politico termina qui. Arrivederci da me che sono Gaetano e dalla nostra valletta. Oh, sono io. Buonasera a tutti, arrivederci alla prossima puntata. Senz'altro. Dove è andato il signor Gaetano? Secondo te? Tipo Indocina.